Like I dream when the load is unbearable. A San Donà di Piave, con l'avvio dell'estate, è tempo di grandi eventi di piazza, tra spettacoli, musica, circo, teatro e molto altro. Ad inaugurare la rassegna Estiamo 2021 è stata il 26 giugno Maria Amelia Monti, mentre mercoledì 23 è stata la volta del giornalista Beppe Severnini, che con Marta Rizzi ed Elisabetta Spada ha portato sul palco la cura delle parole. Sono terapeutiche, quindi possono migliorarci, ma non solo le parole che ascoltiamo, ma anche le parole che diciamo. Se cominciassimo a essere precisi, ecco, precise parole, questo sarebbe un altro bel titolo. E invece, siccome le parole sono gratis, la gente butta dentro. Io con Marta Rizzi, che è l'attrice, e Elisabetta Spada, la cantante e la musicista, abbiamo provato a far capire che tra letture, romanzi, poesia, canzoni, racconto anche giornalistico dei fatti che è toccato a me, insomma, le parole non sono inutili. Uno spettacolo attuale che parla dell'utilità delle parole anche e soprattutto in tempo di pandemia, quando le parole stesse diventano addirittura terapeutiche per tranquillizzare e non spaventare. I gesti e i contatti fisici abbiamo dovuto rinunciare a lungo, anche in questi mesi, di 16 mesi complicati che abbiamo attraversato, spesso non abbiamo capito quanto potessero essere terapeutiche le parole buone, utili, precise, e quanto potessero essere dannose le parole imprecise, le parole affrettate, le parole inutilmente spaventose. Parole, quest'anno come non mai in tempi recenti, che i giornalisti hanno dosato con prudenza per non alimentare paure, bensì speranze. Un giornalista era come un pompiere durante un incendio, magari non riesce a spegnere il fuoco, ma almeno ha qualcosa da fare. Certo che medici e infermieri avevano più da fare di noi, erano più importanti di noi, però anche noi abbiamo provato, se non altro, a spiegare, a riassumere, a analizzare, qualche volta a tranquillizzare. Io spero in televisione ogni volta sbarra 8,5, io so che sto parlando a 2 milioni e passa persone e cerco di non spaventarle inutilmente. Ecco, questo è già molto.